il fatto che abbiamo anche Politiche e raggiunto amministrative. questi Il parlamentare risultati nazionale del PDL Vincenzo Fontana afferma a chiare lettere a nome del partito: siamo pronti a sacrificare anche i candidati interni, pur di privilegiare gli accordi e le larghe intese a livello locale. Dopo l'apertura del segretario nazionale Angelina Alfano all'area politica dei moderati e ai vari movimenti politici che si sono costituiti, e nonostante, sottolinea Fontana, il PDL sia in grado di esprimere al proprio interno candidature autorevoli, preferiamo privilegiare accordi a livello locale che poggino sulle più larghe intese possibili, e in tal senso non ci sono preclusioni a sostenere eventuali candidature aggreganti che possano venire indicate da movimenti con i quali si condividono riferimenti valoriali e progetti di sviluppo del territorio. Un'ipotesi del genere potrebbe anche, nel caso di Agrigento, far superare, conclude l'esponente del PDL, l'esigenza di tenere le primarie, pur di allargare il consenso attorno a un governo locale di alto profilo, capace di mettersi realmente al servizio del bene comune. E nel frattempo, sempre a proposito di amministrative, domenica prossima, 26 febbraio, ad Agrigento, al Villaggio Mosè, al Grand Hotel dei Templi, il Popolo della Libertà di Agrigento terrà il primo congresso provinciale. In programma diversi interventi, tra cui quello del segretario uscente Nino Bosco, e subito dopo si procederà alle operazioni di voto per l'elezione degli organi direttivi. Il congresso, a cui prenderanno parte le massime espressioni istituzionali, dai parlamentari agli amministratori locali, sarà l'occasione, sottolinea Nino Bosco, per costruire un percorso all'insegna dell'unità e della coesione, che porti ad una guida forte e autorevole per un partito che sia il luogo della discussione e del confronto, per favorire l'elaborazione di idee e progetti per il rilancio del nostro territorio.